insegnerò le parole per chiamarmi fianco a te. Ti insegnerò a non temere e sul pelo dell'acqua volare. Sarò per te il tutto e il niente, per lasciarti disegnare un cielo immenso di colori. E la notte a voce bassa, tutte le storie e le poesie saranno come le mie mani. Oggi ci occupiamo di un bambino che ha 3 anni e 3 mesi e si chiama Fabio Muroni, vive a Lodi ed è affetto da una malattia che si chiama sindrome di West. Noi siamo in compagnia di uno dei genitori, siamo in compagnia di Vittorio, che è nato in Germania ma in realtà è di origini sarde. Il papà era di Bonorva, e poi si è trasferito per l'appunto in Germania, è immigrato per lavorare. Lui nasce in Germania, si sposa insomma e poi ha questo bambino 3 anni e 3 mesi fa che purtroppo soffre di una malattia incredibile. È una malattia rara, è una malattia che colpisce un bambino su 150.000. Lui non parla, non cammina, non regge la testa, non afferra gli oggetti e diciamo ci hanno dato questa speranza di andare in America. Ne parliamo perché così spieghiamo ai nostri telespettatori. Voi a maggio di quest'anno siete partiti con una grande gara di solidarietà da parte di artisti, a partire da Maria Teresa Ruta, Gigi D'Alessio e tanti altri, ne ha parlato la RAI, tanta gente che si stanno da fare per farvi ottenere dei denari che poi servono per l'appunto per andare in America. Ci vogliono 300.000 euro all'anno perché questa cura dura 5 anni, correggimi se sbaglio. Sì, il massimo della cura è di 5 anni, in base alle reazioni anche del bambino potrebbe essere anche inferiore. Diciamo che però la cura massima è quella, che ci hanno dato questa speranza che lui possa tornare a fare tutte le cose che magari i bambini della sua età fanno, cose che lui oggi non fa. Abbiamo iniziato questa campagna a maggio, siamo già arrivati a 225.000 euro, grazie comunque all'impegno di vari comuni limitrofi al nostro, a diverse aziende che si sono interessate, hanno facendo delle donazioni, le varie manifestazioni estive che ci sono state e nello stesso tempo è partito a settembre per fare una preparazione a questa terapia a Caserta da questo dottore, dove lui oggi gli ha già tolto tutte le medicine che lui prendeva e il suo obiettivo è che nel prossimo mese di togliere anche il sondino nello stomaco, quindi la sua capacità dovrebbe essere poi anche quella di incominciare a deglutire da solo gli alimenti. Oggi sta bevendo 1 litro d'acqua al giorno, cosa che prima non faceva perché tutto quello che si dava glielo si dava con la PEG, perché lui comunque è un bambino molto fragile e affetto da questa sindrome, non gli permette la corretta gestione della deglutizione e quindi andandogli poi nei polmoni gli venivano sempre le bronchiti. È stato anche ricoverato per un principio di polmonite a Lodi, poi era diventata broncopolmonite piena. Guarda, noi dobbiamo intanto far capire ai nostri telespettatori, cioè lui è nato con questa sindrome. Lui è nato, ha mostrato subito quelle che erano le sue sofferenze, ha avuto delle crisi convulsive, è stato trattato subito con un medicinale per bloccargliele. Quando a distanza di 6 mesi, perché questa forma di epilessia grave si manifesta tra il 6° mese e il 9° mese. Lui quando ha fatto un controllo di elettrocefalogramma era in uno stato epilettico continuo e da lì è stato incominciato a curare, cioè è stato curato con questa terapia proprio per bloccare la sindrome di West. Però non basta per riuscire a ottenere
magari dei risultati anche positivi. In Italia vi hanno dato picche praticamente, cioè negatività assoluta. Tenete presente che ci sono circa 160.000 bambini che soffrono di questa malattia, però purtroppo non tutti hanno la possibilità di potersi curare, non tanto quanto per i soldi, quanto per motivi anche fisici, no? Sì, diciamo che inizialmente sono partiti delle persone che hanno fatto delle campagne fondi e hanno lanciato degli appelli. E forza di questo, tante famiglie hanno detto usciamo anche noi dal guscio, da essere rintanati in casa e vediamo di riuscire a dare una vita più migliore a questi bambini. Perdonami, mentre parliamo, intanto lo dico per i nostri telespettatori, vedete praticamente c'è spesso il numero di conto corrente postale, anche noi diamo una mano insomma al piccolo Fabio affinché possa andare in America, affinché possa curarsi. Il problema è che lo dovrà fare per 5 anni. Perdonami, io sono curioso, ma dopo questi 5 anni di cure pensi che il bambino possa migliorare? Ti faccio questa domanda, però anche aggiungo che abbiamo visto su internet proprio pochi minuti fa un bambino americano che era caduto da una piscina, è entrato in coma, aveva avuto problemi cerebrali e diciamo è riuscito tramite queste cure a tornare praticamente quasi normale, quindi forse una speranza c'è. Ma il tuo pensiero qual è? Qual è il pensiero dei medici? Ma dei medici, quelli tradizionali, è che non credono in queste terapie, perché essendo una terapia alternativa, innovativa e basata su tecniche alternative, non credono sicuramente in questo tipo di medicina. Stando a quello che dice comunque il dottore, che lui è diversi anni che opera con questo centro, perché l'ossigenoterapia puro va a riattivare quelle che sono state le cellule cerebrali danneggiate, ma nello stesso tempo con una fisioterapia particolare va a riattivare, a educare queste cellule al comportamento. Il massimo risultato che per Fabio può esserci è che lui possa tornare a camminare, deve ancora iniziare. Alla fine dei 5 anni o anche già dal primo anno di... Allora, in base a quello che lui dice, il dottore, curandolo con l'agopuntura, toglie i medicinali e toglie la PEG dallo stomaco. Nello stesso tempo va a correggere le periferiche nervose centrali e a incominciare a dare quelli che possono essere i primi stimoli per il movimento del corpo. Lui già in un mese ha dato qualche cenno, perché ha mosso le gambine come non le aveva mai mosse prima, e oltre a lui comunque ci sono anche altre persone che sono in questo centro, addirittura sono 17, chi per un problema o chi per un altro, perché non sono tutti con la stessa malattia. E sono stato contattato anche da un'associazione di Roma che si vuole impegnare per Fabio. La mia richiesta è stata anche cerchiamo di aiutare anche questi bambini, perché questi genitori invece non hanno fatto una campagna fondi e stanno intervenendo di tasca loro. La risposta è stata che è stata già organizzata una partita a dicembre con il derby del cuore, proprio per aiutare questi bambini che hanno bisogno. Qui ci fermiamo perché termina il nostro spazio per quanto riguarda Die Pro Die, però si parlerà anche la prossima puntata con Vittorio Muroni e continuiamo a parlare di questo bambino perché insomma ci teniamo che ci diate una mano. A domani.